Load to leggenda. My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per la Road to Legenda. Allora ragazzi, questa è una nuova serie che inizierò a portare sul mio canale. Per portare avanti questa serie devo ringraziare il mio amico Harry Free, nonché uno dei primi giocatori in Italia. Attualmente nel momento in cui sto parlando il giocatore Harry Free è il detentore del record italiano su Clash of Clans. Infatti il suo record di coppe è 4960 coppe. Praticamente gli mancava un poco niente per arrivare a leggenda. Io spero con tutto il cuore che Harry Free diventi la prima leggenda in Italia. So che avete molte domande e mi state già chiedendo perché Harry Free è un clan arabo nei Emirates e non nel suo clan che sarebbe i Falange. Come potete vedere ragazzi, io e Harry abbiamo creato un clan dove mi ha condiviso i suoi attacchi più belli e anche una difesa molto cattiva, meno 27 coppe. Praticamente lui in una sessione si fa massimo 4 attacchi a quei livelli di coppe. E vediamo che in una sessione fa 16, 10, 1 fa 27 e altre 10 coppe. E dopo ragazzi in difesa a quei livelli di coppe verso le 4900 quasi leggenda, le difese solamente qualcosa tipo ti brucia il cuore quando vai in difesa. Meno 27 coppe in difesa. Praticamente il nostro giocatore Harry Free si è fatto 6 ore di sessione per fare solamente 10 coppe. Cioè lui in una sessione se ne è fatti 37, però in difesa ne tolgono 27. Ecco, per quelli che mi chiedono perché Harry è nel clan Emirates, ragazzi, allora guardiamo il profilo di Harry. Praticamente lui ha vinto 6 difese, che sono veramente tantissime a quei livelli di coppe. Allora ragazzi, come ha fatto a vincere queste 6 difese? Facciamo un elenco delle possibilità. 1 ha vinto perché c'ha culo. 2 ha vinto perché il suo avversario ha perso la connessione. La terza invece è una cosa da nerd assurdi. Praticamente, allora, sapete di sta cosa dei clan alleati? No, penso che non lo sapete. Infatti in Italia questa cosa quasi non esiste. Piccola lezione di Clash of Clans in 2 secondi. Praticamente i clan, quelli più famosi, hanno tantissime accademie. Non parlo di 2-3 accademie, 40, 50 accademie. A volte queste accademie sono fatte di secondi a conto, terzi a conto dei giocatori del clan madre. Kai, perché tutto sto nerd? Non ci credo per un gioco. L'ho detto anch'io. Ecco, la terza è veramente una cosa da nerd assurdi. Praticamente loro in ricerca si ricercano i propri villaggi e quando vedono che questo giocatore è in un clan amico, insomma lui lo attacca, fa 40% e fa resa, il secondo account perde un po' di coppe e il primo si becca 10-15 coppe, in modo tale da mandarlo in difesa, cioè dargli lo scudo e non sottrargli coppe. Praticamente quando voi andate in difesa, attualmente in Italia ci sono solamente 2 giocatori che sono sopra alle 4900 coppe. Questo significa che i giocatori che stanno a 4600, 4700 coppe ti attaccano e prendono 30 coppe solamente con 2 stelle. Immaginatevi con la terza stella meno 50 coppe. Purtroppo questa alleanza di clan è quasi inesistente in Italia. Anzi, in Italia succede il contrario, infatti è successo personalmente anche a me una volta. Praticamente, ok, è un italiano, ok, lo attacco, dopo vado nel suo clan, li condivido i replay e scappo via. Non fatelo ragazzi, non fatelo, non fatelo. Siate buoni e amate il prossimo. Che cazzo era? Diventerò un professore di religione, me lo sento. Mi state già dicendo, cazzo Kai, facci vedere un replay. Il primo replay che vi farò vedere è stato fatto da Harry Free, cioè naturalmente è stato fatto da Harry Free nel clan Emirates, come ho detto prima. Allora ragazzi, mi state chiedendo perché questo giocatore cinese non ha il clan. Allora ragazzi, ci sono 2 opzioni, o perché è uscito proprio nel momento quando le hanno detto top, staccati da Clash of Clans. E c'è la seconda opzione che utilizzo anch'io. Praticamente in scalata si narra, perché è veramente una cosa senza fonti ufficiali, dicono che quando vai in difesa è meglio che vai senza clan, in modo tale che il giocatore avversario quando ti attacca ti prenda meno coppe. Naturalmente se offri 30 coppe io ti faccio 2 stelle e sono 20 coppe. Questo sempre. Ma tipo praticamente trovi giocatori che hanno più coppe di te. Ma continuiamo a guardare il replay. Praticamente Harry se perdeva non so quante coppe avrebbe perso, ne avrebbe perso almeno 30. Ecco qua, vediamo cosa fa. Mette il re barbaro qua
Ma io avrei messo anche da davanti per prendere il Town Hall e dopo sarei scappato anche via sciallo sciallo. No! Inferno singolo! Vabbè, ci sono i piccoli barbarini, non li fanno niente. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ecco, bravo Eri! Mamma mia, che strategia! Probabilmente non l'avevo neanche visto. Probabilmente mette il re barbaro sopra, distrae l'inferno singola. Dall'altra parte ti arriva la regia. To! 2 stelle! Mamma mia ragazzi, 16 coppe sono veramente tantissime. Quando io ero a 4600 coppe, 16 coppe erano qualcosa tipo... Oh, cazzo, grazie! 16 coppe erano tantissime, immaginatevi a 4900. Il secondo replay che vi farò vedere è stato sempre eseguito da Harry contro il giocatore Superman Ta Chen Chen, che è un cinese, non so se è Chen, praticamente la traduzione di Chen è, non so, tipo... Boh, traducibile forse con Lezzo, poi non saprei. Allora, vediamo cosa ha fatto in questo attacco. Praticamente Harry mi ha detto che ha iniziato a attaccare con le mongolfiere perché con le mongolfiere Sgary e i mastino gli dà una percentuale superiore di fare successo, nel senso che con le Go Wiwi e con le Go Whippy ha una percentuale maggiore di fare fail. Dato che uno a 4900 coppe non ha tanta voglia di rischiare, preferisce usare le mongolfiere, le truppe aeree. Infatti queste truppe aeree le garantiscono sempre la seconda stella, la prima stella. La seconda stella dipende se sei bravo o no. Altre 10 coppe. Terza difesa che vi farò vedere. Allora ragazzi, praticamente questi villaggi che vi sto facendo vedere sono le difese che utilizzano i top player mondiali. Perciò se volete copiatele, però guardando gli attacchi di Harry come li sfonda, cioè raga, no, non copiatevi. Praticamente in scalata c'hanno tutte quelle difese là, sono 10, 15 difese, sono tutte quelle, basta che te le impari e poi sfondi veramente sciallo sciallo. Ma se vi beccate lo stronzo di turno che vi sposta le bombe giganti e mettete in un posto dove pensi che non c'è la bomba gigante e vai di truppe di terra, oh cazzo, inculato. Ragazzi, in questo attacco il nostro amico Harry ha fatto solamente una stella e solamente una coppa. Praticamente se i due giocatori che vanno in attacco e in difesa hanno una differenza di coppe veramente madornale, anche se fai 3 stelle ti dà solamente una coppa. Ragazzi, questo è stato l'ultimo attacco che ha fatto Harry in sessione. Praticamente quando arriva alla sesta ora lui deve calcolarsi bene, veramente cronometrato. Io l'ho cronometrato, diceva oh cazzo, mi mancano 40 minuti per finire la sessione, perciò faccio questo ultimo attacco e negli ultimi 30 minuti aspetto che il re, la regina si rigenerino e nel castello mi donino qualcosa, perché senza truppe nel castello, senza eroi attivi, veramente farai una brutta fine. Vediamo che il nostro amico Bricico, non so che è spagnolo forse, ma si è fatto una difesa che non ho mai visto in scalata. Praticamente aveva le 2 inferno qua, non sense, e 2 difese aeree qua. No, non capisco. Cioè, Harry poteva farli benissimo anche 3 stelle e si attaccava bene. O forse era una difesa troll. Vero ragazzi, state attenti alle difese troll, che cazzo, sembra una cazzata, ma tipo quando vai a attaccare ti trovi veramente le bombe dove meno te l'aspetti e la... Ragazzi, ora guardiamo i figli del mastino che stanno ricorrendo il re barbaro. E ora non so come cazzo ha fatto questo qua, avere il re al 27 e arrivare a Titano 1. Complimenti, io non ce l'avrei mai fatta, sarei scoppiato là sul momento. Però ragazzi, come potete vedere, avere gli eroi a 40 è veramente un grande vantaggio. Ecco ragazzi, ora siamo arrivati al fatidico momento della difesa. Come dice Harry, metto anche una difesa, ahimè, guardate Ismail, capirete da soli. Andiamo a fare replay. Allora, il giocatore nemico è di Quantum's Web, maledetti, attaccavate anche me quando ero in coppe. Ecco ragazzi, ringrazio tantissimo Harry che mi ha potuto condividere questa difesa qua. Praticamente i top player non condividono quasi mai le difese, soprattutto al pubblico di YouTube, perché quando sanno che una difesa funziona se la tengono stretta e quando vanno praticamente sono online vi mettono una difesa troll e quelli tipo i nabbi che hanno appena iniziato a giocare Clash of Clans fanno visita, oh mio Dio che bella difesa, me la devo copiare, sicuramente funziona se lo usano i top player mondiali, funzionerà anche su di me. Invece no ragazzi, i top player mondiali se le nascondono le difese che funzionano bene. Ragazzi, purtroppo c'è un'altra cosa da dire a Titano 1, Titano 2, Titano 3. Anche se avete il villaggio maxato, anche se avete la migliore difesa di questo mondo,
Le 2 stelle non ve le risparmia nessuno, perché a quei livelli di coppe sono tutti pro. A meno che tuo cugino stronzo ti rubi l'iPad e ti faccia un cazzo di attacco. Guardiamo che anche Harry si è messo un mastino in difesa. Che brutto il mastino che ora non fa niente, sta là a guardare sciallo sciallo, ammazzatemi. Ecco ragazzi, ora vediamo che Abe Chico del Quantum Web mette il revolver. La regina degli arcieri distrugge i figli del mastino e inizia a fare penetration. Che maledetto, scheletrini sono veramente odiosi, anche se sono piccolini, danno tantissimo fastidio. E come potete vedere ragazzi, la regina 40 è la regina 40, cambia veramente tutto. Guardate qua, abilità il Town Hall in 2, 3, 1, che cazzo era? Boom, Town Hall preso. Praticamente in sessioni da 6 ore, i 3/4 del tempo che tu utilizzerai per giocare per fare coppe verranno utilizzati per colmare le difese che subirai. Ecco ragazzi, questo è il primo episodio del Road to Legend del primo giocatore italiano in assoluto ad arrivarci. Cioè spero che sarà lui ad arrivarci per primo. Insomma, attualmente detiene il record italiano 4960. Spero che un giorno il suo record sia oltre le 5000. Insomma, spero che vi sia piaciuto il primo episodio della Road to Legenda. Per farmi sapere che vi è piaciuto il video, e oh mio dio che cazzo di capelli, insomma, non guardate. Insomma, spero che vi sia piaciuto il video, per farmelo sapere lasciatemi tanti like. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 15.000 like. E questo era tutto, come al solito lasciate un like o un commento, anche se l'ho già detto lo dico ancora perché dopo la gente chiude il video e va via. Lasciate un like o un commento e ricordatevi di seguirmi anche su Facebook e Instagram, i link sono tutti in descrizione. Alla prossima.